Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi rivedremo come vitalizzare le candele. In questo caso qui ho una candela rossa, ma potrebbe essere bianca o nera o di un altro colore blu, a dipendenza se uso forze planetarie o uso d'agide o uso riti operativi o cerimoniali o riti propiziatori. C'è un grande ventaglio di possibilità, ma in questo caso qui il vostro Marietto ha preso una candela classica di cera piena, tutta di color rosso, per forze inerenti a determinate influenze planetarie o anche per amore o qualcos'altro. Bene, vediamo anche un altro discorso. Vediamo il discorso di vitalizzare queste candele, che possono essere degli amplificatori, ad esempio per i circuiti radionici. Vi ho già messo delle pillole che possono dare un'idea almeno di come si possono utilizzare queste candele per amplificare e iscrivere sulla lastra astrale eterica della Luna il messaggio che si vuole dare. Ma oggi, ripeto, con un piccolo approfondimento, magari più largo, in modo che le persone possano prendere più confidenza con questa materia. Quindi le candele sono molto importanti e si possono usare in luna crescente o in luna calante, a dipendenza un po' degli obiettivi che si vogliono raggiungere e cogliere. Bene, però prima di tutto, se non le fate voi le candele e le comprate anche al supermercato, allora bisogna fare delle operazioni importanti. La prima cosa è disimpregnare, quindi adesso togliamo questo circuito e mettiamo il circuito per vedere quante ore devono restare nel disimpregnante le candele. Quindi chiedo al pendolino quante ore devono stare nel disimpregnante. Chiaramente più ore stanno meglio è, però diciamo che voi avete un tempo di minimo, che ad esempio questa candela dovrebbe stare 6 ore come minimo nel disimpregnante, massimo un mese chiaramente, perché sapete che i corpi eterici si saturano dopo un mese, però diciamo che dopo 6 ore la candela nel disimpregnante è a posto. E cos'è il disimpregnante? Ho già fatto delle pillole in cui ho spiegato cos'è il disimpregnante, ed è questo circuito qua. Questo circuito qui lo trovate nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Legare al vostro Marietto Veneziano. E a proposito, se non vi siete ancora iscritti sia al canale Il Degare Marietto Veneziano e nei gruppi di Facebook, siete invitati a farlo, e di venirci anche a trovare nel gruppo di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito. Bene, riprendiamo un po' il disimpregnante. Il disimpregnante è un circuito appunto che smagnetizza da energie negative tutto ciò che è qui dentro. Quindi si prende la candela, se ne può mettere più di una candela, ad esempio si legano insieme 2 o 3 candele, si prende il pendolino e si fa almeno 21 giri, vedete, così che resta ben impregnato, resta ben collegato al circuito radionico di disimpregnatore smagnetizzatore, vedete? Bene, a questo punto si lascia dentro questa macchina radionica per almeno 6 ore, così che viene ripulito da qualsiasi tipo di influenza negativa, perché poi noi andremo a lavorare poi con questa candela in modo che sia vergine a livello vibrazionale. Quindi spostiamo il nostro circuito radionico disimpregnante. Adesso rimetto questo tetragrammaton che serve più che altro alla difesa, però non ha niente a che vedere con la candela chiaramente. Ecco, adesso iniziamo un po' a capire come in un certo senso vitalizzarla, cioè dargli le energie, i comandi giusti per poter fare il suo scopo, con chiaramente o operazioni di alta magia operativa, operazioni di magia con le candele, oppure con i circuiti radionici per attirare abbondanza o persone che ci interessano. Quindi la prima cosa da fare l'abbiamo fatta, cioè disimpregnarlo. Poi la seconda cosa è
ad esempio, questo è un esempio didattico, scrivere il nome, il cognome e l'obiettivo. Ad esempio, se Pippo Pappo o Topo Gigio vuole raggiungere come si suol dire, un obiettivo tipo dimagrire oppure far avvicinare l'abbondanza, che l'abbondanza non si intende come denaro, ma si intende come quelle cose che servono al nostro karma per poter vivere bene, vivere in pace, vivere in salute, insomma avere quelle energie positive che ci fanno vivere una vita secondo il nostro karma e anzi migliorarlo un attimino, no? Quindi ad esempio scriviamo il nostro nome e cognome e poi scriviamo il nostro obiettivo, ad esempio abbondanza. A questo punto lo scriviamo su più punti, vedete, con uno spillo. L'ideale sarebbe incide, no? Pippo Topolino o Topo Gigio e abbondanza, oppure Topo Gigio dimagrire, oppure Topo Gigio più Rosina Rossi, ad esempio, no? E a questo punto vediamo di fare una cosa molto importante: si prende d'olio d'oliva, chiaramente vergine, e ci sono due modi: o si attirano le cose o si respingono. Chiaramente, se io voglio attirare abbondanza, si può fare così: si prende nelle due dita l'olio, si intinge l'olio e si può spingere verso il basso, vedete? Si spinge verso il basso così che si attira dall'alto verso il basso, vedete? Si gira la candela e si attira. C'è gente che usa il pennello, ad esempio, ma l'ideale sarebbe proprio imprimere le proprie energie eteriche. Chiaramente il vostro marietto vi ha già spiegato come fare l'ovetto colorato, la protezione di ovetto colorato e cerchi di fuoco, e la meditazione stella di Davide, che è molto importante. Quindi prima di attivare e vitalizzare le candele, l'ideale sarebbe entrare in meditazione e in protezione, così che le vostre energie possono entrare anche nella candela. Quindi si prende l'olio di extravergine e si gira la candela e nello stesso tempo si imprime il pensiero di quello che si vuole raggiungere. Ad esempio, Pippo Pappo o Topo Gigio vuole raggiungere l'abbondanza e si fa così, vedete? E pensate sempre: voglio raggiungere l'abbondanza, se è un lavoro per voi. Bene, questo è un classico esempio. Invece, se si vuole allontanare, invece si fa esattamente l'opposto. Se ad esempio Pippo Pappo vuole allontanare il suo vicino di casa, o Pippo Pappo vuole allontanare un cane che sporca fuori dalla sua casa, può scrivere: Pippo Pappo allontana Pippo Pippi, e quindi fa esattamente l'opposto, intinge le due dita nell'olio e spinge in su, lo gira, chiaramente scrive più volte sulla candela il proprio nome e il proprio intento. Questi sono degli esempi banali. Poi chiaramente la candela deve essere, come si suol dire, usata nei vari riti operativi. Questo qui è solo la vitalizzazione della candela in sé. Questa è proprio la base. Poi dopo, a dipendenza delle operazioni magiche che l'operatore andrà a fare, potrà incidere dei simboli. Ad esempio, se sono planetari, se si vuole raggiungere operazioni planetarie, andrà a incidere dei simboli planetari e via dicendo, ma questo è per altre pillole in futuro. Quindi più o meno l'idea è questa. Poi si possono fare più candele nell'insieme, e poi chiaramente si usano a dipendenza o luna calante o luna crescente. Chiaramente se voi volete allontanare si usa in luna calante, se volete avvicinare in luna crescente, e di conseguenza se volete allontanare si parte dal basso e si va verso l'alto, e viceversa, se volete attirare si va dall'alto verso il basso. Poi c'è anche l'altro sistema che spinge, se si vuole avvicinare, spinge in tutti i due lati, si ungono tutte le dita e si spinge all'interno, vedete? Così, no? L'idea sarebbe di rendere la cosa molto più pratica, iniziare dall'alto e spingere in basso per attirare, e per respingere dal basso verso l'alto. Bene, cari amici, questa è una piccola pillola introduttiva per la vitalizzazione della candela. In questo caso, ve lo ripeto, ho preso una candela rossa,
ma si può prendere anche una candela bianca, nera, di qualsiasi tipo di colore, sempre a dipendenza del vostro obiettivo che volete raggiungere e dell'influenza. Chiaramente in ogni operazione più candele ci sono, più forte è il messaggio, e vi ricordo che la candela serve maggiormente per iscrivere sopra l'astra eterica lunare il vostro messaggio o desiderio o intento, e si possono utilizzare in vari modi. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove al lunedì sera sapete che c'è un percorso esoterico. Il link per iscriverci è qui sotto in descrizione. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!